Benvenuti, oggi è sabato 10 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 19:59. La luna sorge alle 11:41 e cala alle 22:45. Oggi si celebra San Lorenzo. Il nome Lorenzo viene dal latino Laurentius, abitante di Laurento, antica città del Lazio. Il 10 agosto è il World Lion Day. Celebriamo il re della savana che purtroppo è sempre più in pericolo. Stiamo parlando del leone, il predatore più conosciuto e amato, protagonista anche di tante fiabe e di film famosi. L'Africa è il continente in cui si trovano quasi la totalità delle specie di questo felino, ma il numero di individui è calato drasticamente nell'ultimo secolo. Agli inizi del Novecento si potevano contare 200.000 individui, oggi ne sono rimasti meno di 30.000. In natura il leone non ha grandi nemici, essendo al comando della catena alimentare, ma è l'uomo il suo principale nemico anche a causa del commercio illegale di pellicce e altre parti del corpo. Nella lista rossa dell'Unione per la conservazione della natura, il leone viene classificato addirittura come vulnerabile. Sono 64 le candeline per l'attore spagnolo Antonio Banderas. Inizia la carriera a Madrid come modello, quando viene notato dal regista Pedro Almodóvar, che lo avvia al cinema. Poi sbarca negli Stati Uniti partecipando a film di rilievo come La Casa degli Spiriti e Philadelphia. Il suo ruolo più popolare è legato al celebre giustiziere mascherato nella Maschera di Zorro. Festeggia 59 anni Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, showgirl, cantante, ballerina e attrice italiana. È stata lanciata da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco nel varietà del sabato sera di Rai 1, Fantastico 6 e Fantastico 7. Ha condotto numerosi show televisivi per un periodo in coppia con Marco Columbro. Infine, oggi compie 51 anni l'ex calciatore argentino Javier Zanetti. Con 858 presenze con la maglia nerazzurra, detiene il primato nella storia dell'Inter, club col quale ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Appese le scarpe al chiodo, ha assunto la vicepresidenza della società nerazzurra, mentre il club ha ritirato la maglia numero 4. È il 10 agosto del 1910. Nel Duomo di Benevento viene ordinato sacerdote Francesco Forgione, il giovane Fra Pio, originario di Pietralcina. Non ha ancora 24 anni, ma il vescovo decide di fare un'eccezione. Dopo 4 giorni celebra la prima messa. Il trasferimento al convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo nel 1916 segna l'inizio della sua parabola spirituale culminata nella canonizzazione nel 2002 da parte di Papa Giovanni Paolo II. Vi svelo una curiosità legata al santo di oggi, Lorenzo, e a quella che è nota come la notte delle stelle, legata proprio al suo nome. Secondo la tradizione, San Lorenzo è stato arso vivo su una graticola, facendo nascere così la credenza che lo sciame delle Perseidi fosse la testimonianza delle lacrime versate durante il martirio sui tizzoni ardenti. Dall'interpretazione religiosa scaturisce anche l'usanza di esprimere un desiderio ogni volta che si osserva una stella cadente, nella speranza che la richiesta si avveri per intercessione del santo. Buon weekend ai 12. Oggi una luna molto vigorosa appoggiata da Giove, Marte e il Sole dà assolutamente il meglio di sé, in bilancia però, con eleganza. Vediamo cosa accade.
Ariete, seppure la Luna è in opposizione, oggi va molto d'accordo proprio con il vostro Marte e col vostro gioco. Oggi si prevedono giochi di fuoco e passione e anche molto divertimento, solarità e vitalità. Godetevi l'inizio di questo weekend. Toro, la giornata di oggi prevede una luna un po' antipatica proprio perché vi fa riflettere un po' su tutta una serie di piccoli errori di comunicazione in amore e al lavoro, ma oggi non è tempo di questi pensieri, concentratevi bene sull'amore, del resto la settimana è tutta votata alla romanticità e oggi avete campo libero. Gemelli, fortissimi oggi con una luna assolutamente d'accordo e con un sole che vi rinvigorisce. E beh, cosa importa se Saturno con le sue quadrature impedisce a questo Giove e a questo Marte di essere fluidi come voi vorreste? C'è tempo per le esuberanze, ma oggi nulla potrà togliervi il buon umore. Cancro, luna di quadratura oggi che peraltro si rende molto vigorosa e forte. Oggi sarete un po' reattivi ed incisivi, c'è qualcosa proprio che vi serve cancellare un po' dalla vostra vita e l'eliminazione di tutta una serie di pensieri un po' rovellosi. Riuscirete oggi a riflettere bene su quanto volete buttarvi alle spalle. Leone, la giornata oggi è una giornata splendida visto che la Luna, Marte e Giove sono tutti dalla vostra parte. Partite vigorosi, partite assolutamente attrezzati, anche se le stelle vi raccomandano di non stancarvi troppo. Oggi riuscirete a vivere una fuga decisamente vacanziera e allegra. Vergine, giornata oggi che prevede tutta una serie di movimenti planetari che hanno a che fare con l'economia, la banca, un qualcosa di amministrativo, per cui oggi saprete ben controllare le prospettive, soprattutto perché promettono bene per il futuro, dove vedono un allargamento decisamente ampio e costante. Bilancia, una luna fortissima oggi rende energetici i vostri gradi con Marte e Giove, assolutamente forti, vigorosi e sportivi e con un sole che vi porta direttamente al mare, tra le braccia della passione e finalmente un po' più energici e spensierati. Scorpione, una luna che vi chiede invece di rinvigorirvi, una luna che vi chiede di non sostare troppo sul divano o troppo mollemente al lavoro. Cercate di dinamizzarvi un po', poiché la stagione prevede dei grandi movimenti importanti per voi in termini relazionali, in termini lavorativi e affettivi, quindi non state sempre fermi o nello stesso posto. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Sagittario, giornata oggi che prevede una luna che distribuisce un po' meglio le energie, probabilmente una mediazione di qualche familiare riuscirà a farvi vedere le cose in maniera più positiva. Oggi inizia un buon ricarico delle energie, soprattutto perché dovete stare a riposo e non stressarvi troppo psicofisicamente. Capricorno, giornata oggi che prevede una luna di quadratura un po' notevole proprio perché smettendo di essere cervellotica oggi vi chiede semplicemente di essere un pochino più attenti al vostro corpo, alle vostre gambe in particolare, tendini e ginocchia, una parte che tendete molto a sforzare per sport o durante i vostri hobby, che tutto sembrano tranne hobby. Cercate quindi di stare attenti e darvi il giusto riposo e soprattutto scatenatevi col cibo. Acquario, giornata oggi che prevede una forte vigoria di Marte e di Giove, con una luna amica che vi suggerisce delle romanticità importanti. Il weekend inizia bene ed è un weekend pieno di prospettive affettive che vi scaldano il cuore. Tentate di essere un pochino più disponibili in amore. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede una certa stanchezza. Marte e Giove vi danno molti impegni e forse qualche non previsto lavorativo oggi farà capolino, e anche se siete in vacanza dovrete provvedere magari tramite mail. Ore di fila per ammirare alcuni dei più grandi capolavori dell'arte, come Amore Psiche di Canova o L'inestimabile Gioconda di Leonardo.
In una Parigi che stava emergendo dai turbolenti eventi della Rivoluzione francese, il 10 agosto del 1793 si aprì al pubblico il Museo Centrale delle Arti, oggi noto come il Museo del Louvre. Questo magnifico edificio, costruito in epoche diverse a partire da Francesco I fino a Luigi XIV, ospita una straordinaria collezione di opere dei grandi maestri italiani del Rinascimento e dell'età del Barocco. Avete mai sentito il famoso detto "You can't have your cake and eat it too"? Che in italiano potremmo tradurre con "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca". Beh, il suo significato è chiaro. Nella vita dobbiamo fare delle scelte, non è possibile ottenere tutto senza rinunciare a qualcosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Mikhail Zoshenko, un giovane soldato che si ammalò rimanendo intossicato dai gas durante la Grande Guerra. Negli anni '20 scoprì la sua passione per la scrittura e diventò un famoso autore comico e satirico. I suoi scritti ci mostrano la vita in Unione Sovietica durante il passaggio dal dominio degli zar al regime bolscevico. Leggendoli ci si diverte molto in un periodo in cui il solo fatto di ridere è considerato sospetto, ma nel 1943 Zoshenko fu considerato un calunniatore e fu espulso dall'Unione degli Scrittori. Alla caduta in disgrazia contribuì l'idea un po' folle di pubblicare un romanzo di impostazione freudiana in un paese che aveva vietato la psicoanalisi. Zoshenko visse in povertà, facendo lavori occasionali, fino a una parziale riabilitazione al tempo di Khrushchev. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il primo bene di un popolo è la sua dignità. Quindi portiamo avanti il nostro primo bene, sempre a testa alta, e non dimenticate di esprimere un desiderio stanotte. Io vi aspetto sempre qui con l'Almanacco. Buona giornata!